Ancora una protesta degli studenti delle scuole superiori palermitane. I giovani oggi in piazza per mettere in risalto le gravi criticità che si ripropongono dopo il ritorno in classe con le lezioni in presenza. Sono ancora troppi i disagi con i quali gli alunni si devono confrontare per affermare il diritto allo studio. Istituti scolastici in precarie condizioni strutturali continuano a destare preoccupazione. Aule spesso non dotate di impianto di termosifoni a complicare ulteriormente lo stato in un momento in cui ancora la pandemia e il Covid continuano a rendere instabili e a destare interrogativi sul futuro dell'anno scolastico. Non è soltanto una manifestazione per l'ambiente, oggi siamo scesi in piazza con tanti temi. Siamo scesi in piazza perché è il momento che si torni a parlare di diritto allo studio, che si torni a parlare di ambiente e che si torni a parlare di salute mentale, perché noi siamo qui in piazza per fare in modo che i temi della nostra generazione si facciano sentire e vengano ascoltati. Vogliamo una scuola che sia a misura di studente e che tenga conto delle necessità degli studenti. Anche le infrastrutture negli ultimi anni sono state parecchio carenti. Sì. Fino a qualche giorno fa assistevamo a scene di tetti che crollavano o di problemi infrastrutturali che sono sempre stati presenti in Sicilia e non è una situazione adatta a noi studenti. Non possiamo andare a scuola con il rischio che ci succeda qualcosa, dobbiamo vivere la scuola in sicurezza e di certo questo significa che bisogna fare degli interventi di edilizia all'interno delle scuole. A proposito di sicurezza, come va la situazione Covid per ora all'interno della scuola? All'interno delle scuole si cerca il più possibile di mantenere il distanziamento, di tenere le mascherine e noi studenti cerchiamo anche di fare il massimo. Speriamo... Sentite tranquilli? Circa ci sentiamo tranquilli perché comunque le situazioni all'interno delle scuole sono diverse e vengono affrontate tutte in maniera diversa, però noi speriamo che non si torni alla DAD e che si continui ad andare a scuola perché dopo 2 anni di DAD il diritto allo studio in presenza è fondamentale.